posizione è cercare una persona valida, di buonsenso, capace, concreta, che possa essere un punto di riferimento che aggreghi tutta la coalizione di centrosinistra. Il nome di Sergio Giordani torna a prendere quota, sostenuto questa volta anche dall'Italia dei Valori, che ha presentato una lista civica per le prossime comunali. Protagonisti, non antagonisti, il nome e il motto, che nemmeno tanto velatamente lascia intendere la necessità di creare una coalizione coesa senza rivalità, per non commettere lo stesso errore di 2 anni fa. I tempi stringono, il nome di Giordani forse ufficializzato entro la settimana. È la persona con cui tra l'altro ci siamo incontrati, ci siamo confrontati su alcuni temi importanti, abbiamo una visione comune, è una persona di buon senso, come dicevo prima, è una persona anche umile perché si vuole confrontare sui temi. Dal Movimento 5 Stelle invece ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma il grillino padovano Jacopo Berti, messa probabilmente da parte la candidatura di Francesca Betto, lascia intendere l'ipotesi che a rappresentare il movimento possa essere anche un non iscritto, probabilmente un imprenditore. Abbiamo avuto, oltre ovviamente ai nostri attivisti che si sono proposti e che sono forti e tenaci nella possibilità di governare questa città, ci sono anche dei professionisti, degli imprenditori che si sono avvicinati al movimento. Potenzialmente possono essere delle giuste figure per governare la città, ma ripeto, prima vengono le idee, prima vengono i programmi, prima vengono i cittadini.